Nuovo videoclip dei Calandra e Calandra. Ne parliamo con gli autori. Maurizio, come nasce? Ma diciamo questo è un brano molto particolare, è una cosa diversa dal solito a cui comunque abbiamo abituato la gente, che abbiamo voluto trattare un tema molto particolare che solitamente diciamo, la musica pop ha difficoltà a realizzare. Parliamo della perdita di un proprio caro e quindi abbiamo voluto intitolare questo video, perché uscirà anche il video, Lo Velo, ma si può capire guardando poi il videoclip che si troverà dal 10 comunque online su YouTube e su tutti i social, e faremo una presentazione insieme a un giornalista italiano molto conosciuto che è Luca Serafini, che presenterà un libro. Dove si svolgerà la manifestazione? Allora faremo nello stesso giorno due eventi, uno sarà presso la scuola Evola di Balestrate, la mattina alle 11, incontro con le scuole, e poi la sera sarà presso l'oratorio San Rocco, il Museo San Rocco di Trapani. Giuseppe, quante canzoni avete prodotto nella vostra brillante carriera? Penso 35-36 se non erro, con 2 album all'attivo e poi gli altri da single. Noi speriamo anche di riuscire a fare il terzo album, che è il nostro sogno sinceramente, però intanto partiamo con questo nuovo video, con questo nuovo brano che invitiamo a tutti a venire eventualmente sia a Balestrate sia a Trapani per vedere quello che abbiamo fatto, ma allo stesso tempo accogliere Luca Serafini, che ha scritto un libro veramente bellissimo dove racconta Il cuore di un uomo, il titolo, dove racconta veramente una storia affascinante e bella che farà riflettere tantissime persone, penso. Se siamo in argomento musicale, l'Accademia l'avete inaugurato, quali sono i prossimi impegni? Ma intanto ieri abbiamo partecipato alla masterclass organizzata dalla The Vocal Academy a Trapani con un maestro della musica siciliana, Chicco Allotta. È stata un'esperienza veramente fantastica che ci ha dato tanto, e giorno 24 di febbraio apriamo gli Open Day, quindi facciamo l'apertura, chiunque sa cantare, chiunque pensa comunque di volersi avvicinare al mondo della musica, faremo appunto l'apertura siete tutti invitati a partecipare. Ci saranno i maestri della The Vocal Academy, il maestro Riccardo Russo, e quindi da lì in poi iniziamo ufficialmente l'apertura dell'Accademia. A che ora e dove? Allora, sempre in via Gian Giacomo Adria ad Alcamo dalle 16 in poi.